La mia infanzia trascorreva tra scuola, giocare al pallone nel cortile della nostra chiesa ed incontri con gli amici del quartiere, in particolar modo con i fratelli Minopoli, Salvatore, Emilio, Ugo e Franco. E dopo moltissimi anni dalla nascita di Franco nacquero Antonietta e Concetta. Però ti ricordi ancora i testi tu? Tutti, mi ricordo tutto quanto. Oggi ho letto un passo del mio libro per introdurre uno dei personaggi che racconto, Salvatore Minopoli. Ciao Gennaro, grazie. Ciao a tutti. Salvatore Minopoli, volto noto della canzone classica napoletana, cantante e chitarrista e soprattutto mio fraterno amico, abbiamo trascorso l'infanzia insieme e Salvatore poi è stato il capostipite dei cantanti del nostro quartiere Via Tasso. Diciamo che da Salvatore poi sono partito io, insomma lui mi ha dato il là per appassionarmi, esatto, per appassionarmi. E mi ricordo quando con il gruppo I Satiri, che tu eri il cantante e suonavi anche la chitarra, ovviamente. Sì. E io di te mi ricordo, sai, un'immagine che ho presente di te, è quando tu cantavi Applausi. Dei Camaleonti. Applausi, bravo. Gente intorno a me. Era una canzone che tu la facevi magnificamente bene. All'epoca c'erano tutti questi complessi Dick Dick, Camaleonti, i Camaleonti, c'erano i Beatles, c'erano i Rolling Stones. Mio fratello Ugo suonava la batteria. Sì. Mio fratello Franco suonava il basso. Io suonavo la chitarra ed Emilio cantava anche lui. Cantava le canzoni più di inglese, queste canzoni qua. Sì, mi ricordo. Alle tastiere poi noi avevamo bisogno di un pianista, di un tastierista. All'epoca conoscemmo un ragazzo, si chiamava Paolo Raffone. Paolo Raffone. Che oggi si chiama Paolo Raffone, che è diventato un grandissimo maestro. E devo dire che è stata secondo me la sua prima esperienza musicale. Certo. Paolo Raffone ovviamente oggi è un direttore d'orchestra, un bravissimo arrangiatore e poi tra le sue cose più prestigiose che io ricordi sono gli arrangiamenti di violini per Pino Daniele. Salvatore, oltre alla musica che ci lega, devi sapere che i miei genitori, Maria e Giuseppe, sono stati a vivere nella casa dei tuoi genitori, perché i tuoi genitori, Anna e Ernesto, erano i compari di Fazzoletto, dei miei genitori, e all'epoca essere compari di matrimonio era una cosa importante, ti aiutavano con la loro esperienza per avviarti ad una famiglia. Sì, è vero, questo lo devo dire, è vero, perché io mi ricordo bene, ero piccolo, ma mi ricordo. Ma tu eri piccolo e terribile. Io ero piccolo e terribile. E so pure che sei stato in collegio. Non ti si è fatto mancare niente tra collegio e militare. Niente. Però devo dire la verità, il collegio a me mi ha aiutato molto. Innanzitutto perché mi ha permesso di farmi studiare. Poi pensa che prima, quando si studiava, non è come oggi. Certo. Era diverso. Poi in collegio veramente ti fanno studiare. Non è che... perché non hai possibilità di scampo. Devi studiare per forza. Chiaro. Ma vuoi sapere perché sono andato in collegio? Perché questa poi è una cosa che io non so veramente. Ma in collegio molte persone possono pensare in galera. No, collegio. Quello era il serraglio. Collegio. Dunque, era il periodo di Pasqua. Il prete andava a benedire le case. Le case, sì. Venne il prete giù da noi, prese il cappello, lo mise sul tavolo e incominciò a benedire. Io che ero piccolino, presi questo cappello, me lo misi in testa e scappai via. E me ne andai a giocare. Quando il prete finì di benedire la casa, e disse: signore, il cappello mio dove sta? Mia mamma giustamente disse: padre, io non so, non l'ho visto. Come? Io l'ho messo sul tavolo. Com'è che questo cappello non ci sta? No. Tutto ad un tratto mi videro arrivare, a me col cappello in testa, bianco, pieno di polvere. Che era nero e diventò bianco. Era nero e diventò bianco. E allora mia mamma disse: padre, scusatemi, questo figlio mio è terribile, io non riesco proprio come devo fare. Allora il padre disse: volete chiuderlo in collegio, sto ragazzo, che dite? Mia mamma, vabbè sì, non sapeva nemmeno lei come... Comunque alla fine si convinse
di questo fatto e mi chiusero in collegio. E lì è stata anche la mia salvezza, perché devo dire che ho studiato, quindi... Mi viene in mente un titolo di un film, Il cappello del prete. Cappello del prete. Ma non è che hanno preso spunto dalla tua storia. Magari. E allora dopo poi questa esperienza al collegio, poi sei partito per il servizio militare. Sì, in questo caso la chitarra mi ha aiutato molto. La fortuna volle che c'era un maggiore di Roma che gli piacevano le canzoni napoletane e aveva un registratore geloso. Ti ricordi quei Come no, registratori certo. Con la bobina. con la bobina? La bobina. E allora disse: Salvatore, ma mi puoi registrare delle canzoni napoletane, perché a me piacciono molto? E registrammo queste canzoni napoletane. Poi un giorno il generale disse: ma perché non formiamo un complesso? C'era una festa nel circolo ufficiale del Veneto, della zona, e allora serviva un po' di musica e mi diedero l'incarico a me. Io misi in bacheca. Quindi formassi tu il disse gruppo. tutti quelli che suonano cose si devono presentare. E formammo un complesso che si chiamava Complesso Baldassarre, perché la caserma era caserma Baldassarre. E ogni sabato noi andavamo a suonare nei circoli sottufficiali ed ufficiali. Ma la cosa bella è che ci pagavano pure. E allora Salvatore, io ti do questo libro e ti faccio la mia dedica personale. Grazie. A Lo Salvatore. leggeremo insieme io e mia moglie. A Salvatore. Grazie Gennaro, grazie. Sì, però Salvatore, non è che ti metti a leggere No, un libro. no, Mo' no, amma no. fare una canzone insieme. E vediamo un po' che canzone vogliamo fare, vai. Ti si fatta una vesta scullata, un cappiello, quei nastri e quei rosa, stiva miezza a 3 o 4 sciantose e parlava o francese così. Fui la triera che t'ha incontrata, fui la triera a Toledo, ora sì, t'ha voluta bene a te, tu mi hai voluta bene a me, ma non ci amiamo più, mai volta tu, distrattamente chiama. Ciao!